Lo so che tu sei attaccato al telefono perché sei collegato là. Comprendi l'arte e mettila da parte. Questo è un segnale chiaro, signori miei. La cravatta di questo colore, color salmone misto con rosso, si regala solo se abbiamo raggiunto il budget. E noi il budget l'abbiamo raggiunto. Grazie a te che telefoni, perché lo sento. Lì c'è l'estemporanea, la prima. Lui lavora, come vedete lavora alla... Signori miei, questo non è un pennello normale. Lo volete capire, sì o no? Questo è un grande pennello. E allora, andiamo alla prima estemporanea. Andiamo. Non è l'estemporanea, signori miei, questa è un'opera d'arte. Signori miei, questa è un'opera d'arte, perché cosa? Opera d'arte. Cataldo Bracco Bau. Cataldo Bracco Bau, della dinastia dell'Agenzia delle Entrate, signori miei. Che vi braccano, lo volete capire, sì o no? Tu paghi tutte le tasse e poi ti compri Cataldo Bracco Bau, che ti farà ricordare il giorno in cui tu hai pagato, perché le tasse... Vieni qua quando parlo di tasse. Le tasse si devono pagare, perché se non le paghiamo, dove andiamo a finire? Andiamo al quadro estemporaneo. Seguimi, non lo vedi che sono più veloce di te? Seguimi, vieni qua. Allora, signori miei, questa è un'opera, è la donna igienica, signori miei. Dopo la donna immobile, qual più malvena, la donna igienica, signori miei, è che non si passa davanti. Non la toccare che reagisce. Venduto! Abbiamo venduto Cataldo Bracco Bau, perché le telefonate arrivano. Venduto Cataldo Bracco Bau. Andiamo al pezzo forte, signori miei. Dopo la donna igienica andiamo al pezzo forte. Questo è un pezzo del 1982, che io me la strapperei, me la bacerei. Chi non vorrebbe avere la schedina? Questo qua si intitola Nostalgia, signori miei. Nostalgia di quel 13, di quella frase, dice, vediamo se posso vincere al Totocalcio. Ma la particolarità, signori, c'è un Juventus, c'è un Inter Catania. Lo capisci che c'è un Inter Catania del 1900? Là vai, non stare su di me. Vai là, sei andato lì. Andiamo dalla donna igienica. La vedete, signori miei, la donna igienica? La donna igienica che si gratta. Prima si gratta, poi si pulisce. Si dovrebbe pulire prima, ma andiamo all'estemporanea. Vai dalla donna igienica. Guarda, signori, la reazione. Guarda la reazione della donna igienica. Guarda come si difende dal microbo. Lo capisci? Ecco, questo è il segnale. Se la donna igienica ha lanciato questo, vuol dire che è il momento che stiamo facendo, è la chiusura. È la chiusura, signori miei. Allora vi dico i prezzi. Quello l'abbiamo venduto ad occhi chiusi. 31.000 euro l'hai comprato tu al buio. Quella là. Quella venduta, anche quella. L'abbiamo venduta. Mangiati la carta igienica. L'abbiamo venduta la schedina. 108.000 euro. È tua, signori miei. Ecco la statua. Oggi la statua si intitola... Sapete come si intitola la statua? Ve lo dico io come si intitola. Cabina armadio, signori miei. Cabina armadio. Questo lo prendi di qua e lo appendi di qua. Lo lasci di qua e lo appendi qui, di là. E che appendi tutte le camicie. Ma andiamo all'estemporanea. Dammi l'estemporanea. Dammela l'estemporanea. Dammi l'estemporanea. Che la carta è il segnale. Eccolo qua, signori miei. Estemporanea. Vai, eccolo là. L'ha dipinto al contrario oggi. Chiodo fisso a testa in giù, signori miei. Chiodo fisso a testa in giù. Eccolo qua il chiodo fisso a testa in giù. Ve lo faccio vedere. Eccolo a testa in giù. La miniatura. Lo capisci che la miniatura costa di più? Se quello te lo davo a 21.000 euro, la miniatura, quanto te lo do? 41. Venduta! No, non l'abbiamo venduta, ma quella sì. La donna igienica è venduta. Signori miei, prendi l'arte, eccola qua, prendi l'arte e mettila da parte, signori. Una volta che ci avrai conosciuto, non ci... mai più. Faceva schifo, è usata. Ecco dov'era. Sai prima come mi è finita? Io non vi rispondo, neanche vi rispondo. Guarda dove è la carta, guarda. Sì, puliscitelo tu con questo, guarda.
possono fare, quattro sobbizza, tranquillo, non si possono fare. Chi è? Signora, siamo i testimoni di Genova. Ah, e che cosa volete? Signora, volevamo parlarle della luce eterna. La luce eterna? Peppino! Vedi che ci sono chi di Lenal! Ma chi è che volete mia? Signora, avevamo bisogno di parlare con lei. Parlare con mia? Ma quanto siete? Siamo 4, signora. E allora se siete 4 parlate fra voi, Giovanni, scazzate di balluzza, le vedete? Ah, vedi tu che io entro qui che fai? Mi mettere a parlare con queste cose. Non fate il rumore che sta contando. Ma non ragioniere, mia mogliere. Si sta contando i capelli bianchi. Che se c'era mia moglie qua io potevo parlare con voi. Ave un anno che sono chiuso in casa con mia moglie, sto uscendo pazzo. Ora mia moglie si sente tutta internazionale perché da quando c'è questa emergenza siamo circondati dalle parole straniere. Lockdown, streaming, screening, triage, smart working. Ma parlate italiano che poi uno si confonde. L'altra volta mia zia il dottore ci disse: signora, lei si deve fare subito un check-up. Mia zia capì check-in e si fece l'analisi all'aeroporto. Ma tu immagini? Una volta la consegna a domicilio si chiamava consegna a domicilio. Ora no, ora si chiama delivery. Ma chiamate la consegna a domicilio? No. Delivery. L'altro giorno ero al panificio, trasì una signora e ci fa: chiedo scusa, volevo 3 kg di pane e 7 casse d'acqua. Cortesemente fate delivery? O panettiere ci si cosa? Sua moglie ha visto la bocca aperta. Come, prego? Cortesemente vorrei 3 kg di pane e 7 casse d'acqua. Fate delivery? Il panettiere si pigliò il coraggio e ci fa: signora, delivery no. Al massimo ci potremmo portare fino a casa. Ma tu immagini? Mia moglie è uguale. Una domenica non voleva cucinare, telefonò alla trattoria per farsi portare qualche cosa da mangiare e ci fa: pronto? Ma per pranzo fate delivery? No, pasto forno, signora. Giustamente. Avanti, che sto preferendo a te perché tu sei una buona alternativa per fare gli sponsor. Sì, non mi piacciono gli spinaci. Quante volte te lo devo dire? Non li mangio tutti, gli spinaci no. Vabbè, oggi mi pare che abbiamo un prodotto che fa per te, vero? Tutto bene, grazie. Sì, sì, a casa. Perfetto. Allora, non senti la notte russare tuo marito, ma il suo ronfare ti manca tanto? Hai problemi di maleodore? Giusto. Sei stanco di avere la musica a palla dentro la macchina e di sentirti arrivare le persone vicino che ti dicono bufangono, cioccolato e panna? 2 cuori una capanna? Perfetto, perfetto! Sei stanchissima di vedere tuo marito negli occhi e di dirgli ti amo, mentre invece tuo marito ti ha detto vattene dalla mia vita? 1 ora sola ti vorrei. Quella è. Sì, ok. Ok, sei stanca di non dare un senso a tutto quello che ti sta intorno? Vorresti sentire cosa dice il vicino mettendoti l'orecchio a muro, ma non puoi? Sei un mulo, zio, io non ti sento oggi, giuro, ci sto provando, però. Perfetto! Non ti sento, zio! Benissimo! Vorresti, ma non puoi, ascoltare i tuoi amici perché i tappi di sughero hanno scambiato le tue orecchie per una bottiglia di champagne? Champagne, giusto? Chissà, anzi tassi perché mi hai letto il labiale. Per brindare a un incontro con te. Con te. Che già ho speso tutta la mia età. Ma chi si dice un'altra cosa? Vedi, non senti cosa canta il tuo compagno e canti un'altra canzone? Stu coppo spruzzoril! Sì, però non si dicono queste parole! No, ho detto stu coppo spruzzo. Ancora, continua! Spruzzo presenta stuparichili, le uniche gocce che ne bastano 3 per toglierti tutta la bancarella della fiera che hai accumulato negli anni e che risiede nelle tue orecchie. 3 volte l'ha detta questa, 3 volte l'ha detta! Andiamo a provare. Aspetta, no, ma non ho bisogno. No, dobbiamo provare, eh? Levati i capelli dall'altro lato. Apriamo il sipario? Apri il sipario. Ci metto una goccia di spruzzoril, poi basta un soffio.
Ruzzoli e la bangarella della fiera che risiedeva in te ora risiede da un'altra parte. Piano, zio, ma non urlare, zio, piano. Ma perché fai così? Basta. Ne hai parato. Allora è mia mamma che mi chiama. Mamma, arrivo, mamma. Spruzzoril e copre un raggio di azione di sentiero, di sentimento e di udito fino a 350 km. Amore, se io decidessi di sposarti, tu per me rinunceresti alle domeniche allo stadio? Sì, E alle uscite con gli amici? anche. E all'allenamento di calcetto? Pure. E alla birra? Va bene. E a cos'altro rinunceresti per me? A te. Rinuncerei a te. Benedetto questo Facebook, benedetto. La verità. Yolanda, ciao amore. Verità, ciao. tesoro, tesoro. Che bello. E chi fu Lucianetto mio? E non è che io hai più l'età di una volta? Lo so, gli anni signori passano. me, Ah, tu ci dici, a stessa età, di avevo? tutti, a stessa età, ma ti trovo, Carussi, che si unghiata di tutti i gnoni, che sei una cosa, una bomba, sì, una bomba. Sì, ma ne hai detto che sogno quando un autobus, ma una bomba ancora no, però voglio Una bomba dire... di sesso, di sessi. Sì, ma che cosa hai capito? Chi non me l'hai fatto mancare mai? Amore, ricordati, e io ne so qualche cosa, che gli uomini, le cose sicche, non sanno che fare sì. A mia Murici, Appunto. io tu pretendenti di quando era sicca. Brava, le donne che in carne, i mascoli escono pazzi perché almeno toccano, fanno tu lo sa poi quando un amore. Ma certo, caffare, ma io vedi che ancora mi difendo. E come si sta difendendo? Ma ti senti senza sempre. Anche sì. quando andavamo a scuola, Carussi, sì. la più bella dell'istituto, la più bella. Tutti i mascoli ci avevano rappresso. È vero. Sanno io. E tu? Mi sapevo qualche cosa? E va bene, va bene. Ti sei sposata? Sì, io non mi feci mancare niente. E dici, ma ti manca qualche cosa? A niente. Mi maritai, mi separai, però... Però un disgraziato io, mamma mia, mi lasciò un figlio, favoloso, un gioiello, bello come il sole. Quanti anni ha? 28 anni. Ma giovanissimo, giovanissimo. Noi altri siamo giovanissimi. Tu mi volevi dire qualcosa tramite Facebook se tu vieni qua di presenza, raccontami che cos'è, racconta. E io non è che tu poteva dire Dani, non tu poteva dire. E quindi ti volevo dire una cosa, Lucianetto, un problema mio, sai qual è? Che mio figlio è bello. Forse è troppo bello, cioè mi spiego, ovvero che si specchia continuamente, in tuo specchio sempre che sa la critica. Ma lo fanno tutti? Lo fanno tutti? Sì. Ma io però si specchia e continuamente si spinnola, continuamente perché diavolo la litica abbiamo. Lo fanno tutti. Lo fanno tutti? Lo fanno tutti. Lucianetto, all'altro giorno a Trasintra Satta, io ho visto che si stava provando un caffettano melongo che con l'anno e l'orecchino, fanno tutti? Lo fanno tutti. Davvero? Lo fanno tutti, no, nel senso sto scherzando. Qualcosa, senti, ho capito dove vuoi arrivare tu. Vuoi capire se tuo figlio è gay o non è gay? Certo, però è timido. Guarda, con mia madre è la regina dei gay ormai. La regina dei gay è diventata. Io bene o male, dopo 40 anni di carriera. Ma io non ho problemi, tu giuro Lucianetto, che i due è timido, non si rapi, non si rapi. Dopo 40 anni di carriera vedrai che lo stiamo. Facciamo una cosa. Sì. Domani portamelo qua. Lucianetto, amore di mamma! Che poi è sta frasciama? Ama più che puoi, ama follemente. E se ti dicono che amare è peccato, ama il tuo peccato e non sarai più peccatore. Chi è senza peccato, scagli la prima pietra.
Quella Ma che era... vero? No, quella è un'altra storia. No, infatti, perché il peccato è del peccatore che ha peccato del peccato che nasce dal peccato e quindi se è un peccato non peccare da questo peccato. Ecco. Quello. Chi sono? Chi sei? Chi sono? Marzullo! Marzullo! Ma che c'è capelli lunghi e la camicerita? No! Forsi così colà che il peccato di lì è il peccato di qua e ci cuppa qui con qua! Chi sono? Chi sei? Uno che ha fatto un misto frutta fra tante e 4 cose che hai letto su Facebook. Che c'è misto frutto? Che stai vedendo? Chiosco? No! L'amore è la nebbia composta dai vapori dei sospiri. Oh, Romeo! Romeo! Perché sei tu, Romeo? Rinnega tuo padre, rifiuta il tuo nome. Spareggiaste, una famiglia. Oppure legati il mio amore e io non sarò più una Capuletti. No, una Capuletti no, ma una Capuliata sì. Comunque Giulietta vieni qua, fatti guidare da codesto Romeo, così facciamo 4 curve e 4 chianate assieme e unni finisci, vieni qua fatti... Iuzzo, di nuovo tu! Sei un'ossessione! No, Romeo! Ma Romeo, tu puoi essere Romeo! Tu puoi essere Romeo, il meglio gatto del Colosseo! Romina Power, puoi essere rumeno, puoi essere romanista, interista, juventino che è la mia squadra! Ma io non ti voglio lo stesso! Non ti voglio! Perché non mi vuoi? Scusa, mi sono vestito da Romeo, ma che cosa devo fare per avere aspetta? Ma che te rompo pure di Giulietta? Ma che fare? Mi vestito da Romeo, che te magari causi, ci spareggiai tutto cosa per lettura e mi faccio che Iuzzo! Arrivo! Volsi così colato, ora vengo di qua! Ma te lì a che sbardo che hanno di fare mi cosere ste cose tutte alluzzicanti. A me mi fuori uno e bandire l'occhio e io non capiscono. Non ammazzare più davvero, eh? Ma mi spieghi una cosa? Perché hai sempre cose appizzate davanti? E per mucciare da trubiglia, vero? Come che a trubiglia? Ah, ce n'era un cavallo. Che fece l'hai spasciata? Hai detto, sai io perché? Tu frequenti troppo strafallare. Perché sto trubiglia l'hai sempre rotta? E ora vuoi venire qua? La cosa che io te la visto abissare? Senti, bello. O cerchi di un'altra strafallare che frequenti tu, io non abbsso niente.